Matteo Buso è il nuovo sindaco di Ponte di Piave con 1144 voti. Il candidato della lista Vivi Ponte ha conquistato la fiducia dei cittadini con il 31,07% e guiderà il comune per i prossimi 5 anni, nel segno della continuità amministrativa con il lavoro svolto dalla precedente sindaca Paola Roma. Stefano Picco con la lista civica Ponte Oltre ha ottenuto 1067 voti, il 28,98%. Arturo Miotto con la civica per Ponte di Piave 932 voti, il 25,31%, Alvise Tommaseo Ponzetta 539 preferenze, il 14,64%. Emozionato, se lo aspettava? Sì, emozione tanta, aspettarmelo, cioè più che altro speravo. Noi volevamo dare l'idea di cosa abbiamo fatto in questi anni, abbiamo lavorato bene con la squadra, tutta la squadra ha lavorato bene, sono veramente orgoglioso e fiero di loro. Grande festa all'arrivo di Matteo Buso, accolto dall'entusiasmo dei suoi sostenitori, particolarmente emozionante anche l'abbraccio con Paola Roma, oggi assessore ai servizi sociali della Regione Veneto, simbolo di un passaggio di testimone all'insegna della collaborazione e della continuità. Nel segno della continuità e comunque Vivi Ponte va avanti e anche con dei ragazzi preparati, giovani, che si sono formati e che quindi possono continuare, ma sicuramente lavorando di squadra perché il bene dei cittadini è fondamentale. Una vittoria arrivata al termine di una sfida elettorale molto partecipata che ha visto 4 liste contendersi la guida del comune in una campagna intensa fatta di confronto diretto con i cittadini e attenzione concreta alle esigenze del territorio. Abbiamo dimostrato che il lavoro fatto in 12 anni lo stavamo concretizzando. È stata una lotta dura, ma la squadra ha vinto. Sì, sapevamo già dall'inizio che era una partita difficile, ma noi puntavamo tutto sulla squadra e tutto sulle competenze e sulle qualità della nostra squadra per far vedere che noi puntiamo tutto sui cittadini a dare il meglio per i cittadini.